Ben ritrovati dalla redazione. Due cerchi di vetro colorato con un semicerchio che li unisce tra loro separati ma uniti, la metafora del messaggio di Go 2025, ma anche il messaggio di fondo delle capitali europee della cultura. Il testimone è passato formalmente nelle mani di Nova Gorizia e Gorizia e della tedesca Chemnitz. La cerimonia del passaggio di consegna ospitata dallo ultracentenario teatro con i palchi in legno di Bad Ischl è stata molto snella e per certi versi informale, ma il parterre è stato in ogni caso ricco di protagonisti. A 7 anni dall'acquisto da parte degli austriaci della MID del comprensorio dell'ex Fiera, la speranza è che questa sia la volta buona, accogliendo le prescrizioni definite dalla conferenza dei servizi lo scorso venerdì. La società di Klagenfurt ha ripresentato il comune il progetto del piano attuativo PAC dell'ex Fiera di Montebello. Il documento, che si presta ad arrivare in Consiglio Comunale, comprende la definizione delle opere di urbanizzazione di interesse pubblico che devono essere realizzate dal privato, oltre a opere di allacciamenti di infrastrutture funzionali al complesso immobiliare e non di interesse pubblico. L'89enne che giovedì della scorsa settimana aveva investito la 77enne Egle Orzan in Viale Miramare nei pressi del Bivio, indagata per omicidio stradale dalla Procura di Trieste. Un atto dovuto, come succede in questi drammatici casi, necessario per fare chiarezza sull'accaduto e di conseguenza anche su eventuali profili di responsabilità della conducente alla guida dell'auto. La dinamica dell'incidente, contenuta nell'informativa inviata dalla polizia locale alla magistratura, appare abbastanza chiara. I primi centimetri di neve naturale della stagione invernale a Sappada sono caduti giovedì nel tardo pomeriggio nella località montana, dove da una settimana sono attivi anche gli impianti di innevamento artificiale. La stagione turistica prenderà il via il 7 dicembre con l'apertura delle piste da sci annunciata da Promoturismo FVG e una serie di iniziative organizzate dall'assessorato al turismo del comune di Sappada in sinergia con il locale consorzio turistico. Uno sguardo alle previsioni meteorologiche per oggi: cielo sereno, al mattino freddo con gelate su tutta la regione ad esclusione della costa, venti in genere deboli, ma di notte al mattino ancora sostenuti e freddi da nord-ovest ad alta quota. Temperature minime in pianura fra meno 4 e meno 1, sulla costa fra 1 e 4, per quanto riguarda le massime ovunque fra 8 e 11 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG Meteo. Ed è tutto per il momento, grazie per averci seguito, a più tardi.